Secondo Lanterne Volanti, flash mob a Casteltermini. Dopo il successo dell'anno scorso, Vincenzo Insalaco e Marco Vancardo hanno riproposto la Notte dei Desideri. Flash mob è un termine coniato nel 2003 ed è nato a New York per poi diffondersi in Europa e in altri paesi così da diventare in tempi brevissimi un vero e proprio fenomeno di massa. Deriva dall'unione dei termini inglesi flash, che significa rapido e improvviso, e mob, che significa folla. Si tratta di una riunione che si dissolve nel giro di poco tempo, in genere 3 minuti, di un gruppo di persone in uno spazio pubblico con la finalità comune di mettere in pratica un'azione insolita. Il raduno viene generalmente organizzato via internet, email, social networks o telefonia cellulare. Le regole dell'azione possono essere illustrate ai partecipanti pochi minuti prima che questa abbia luogo o possono essere diffuse con un anticipo tale da consentire ai partecipanti di prepararsi adeguatamente. In alcuni casi le finalità dei flash mob è di intrattenimento, spettacolo o protesta. Ancora più spesso è una riunione che ha il solo scopo di far divertire i partecipanti. Un fenomeno, quello del flash mob, che raggruppa sempre più persone che in tal modo possono sentirsi meno sole e parte di qualcosa. Quello di ieri sera a Casteltermini è stato un raduno spettacolare a cui hanno preso parte centinaia di persone riunitisi per lanciare al cielo più di 600 lanterne ed esprimere migliaia di desideri sulla colonna sonora Yellow dei Coldplay. Un momento suggestivo e magico immortalato dalle foto di Agostino Palmeri.